Benvenuti a Duce, anche per entrare alla nostra dente, c'è una selva, in la sala culturale del Museo Cazzetta, sala che l'è aperta già da st'inverno e che anche da verdere al museo diventerà la sala conferenze. Siamo qua con Maria De Toni, che ringrazione, che saludon, buondì Maria. Anche parlon di un'arte che la merita veramente da essere conosciuta, e sta arte la musica, e in particolar modo la musica medievale. Maria infatti la suona strumenti proprio dell'auta, quindi strumenti medievali, e la fa proprio anche ricerche sulla musica, sulla lingua proprio che veniva usata una ota, in particolare insomma in tel Medioevo, e l'ena roba dison fuori insomma dalle solite musiche insomma che naturalmente gli è conosciute da Duce. Noi allora scomenzon per appunto se domandà qualche curiosità, e che domandon proprio sta passione per sta musica e questo tipo di musica dison da dove l'hai nassuta e da can insomma che l'hai nassuta. Sì, fin da picciola mi voleva fare il trovatore, o meglio la trovatrice, anche il menestrello. I trovatori i canta in Lengadoc, che è una sorella del ladino. Il trovatore, trovatrice se l'è una donna, è una specie di cantautore de botta 1000 anni fa. È originario del sud della Francia. Da Spo gli arrivai nel nord Italia, in tel Veneto e anche a Chilò. Al tuo dison un lavoro continuo allora di ricerche, di studi, perché le materiali che vuol dire se cerca fuori, che vuole studiare, che vuole anche tradurre tante volte, perché non è in italiano, è comunque in lingue che magari non si parla più, o comunque è non così di uso deducidi. Te domande se è difficile c'è sto materiale che serve per i tuoi studi appunto. Occorre girare di continuo tra biblioteche, conservatori, università, archivi e via dicendo, e che vuol tanto tempo, che sì, però a me mi piace tanto, mi diverte, e anche a città qualche de chilo di interessante. Come che fa nel Medioevo mi usa in miscioz delle lingue, per esempio i diversi idiomi di ladino, latino e altre lingue che venia dorati chilo in laota nel Medioevo. E allora come che le lingue insomma della ota, noi qua abbiamo 3 esempi di 3 strumenti che chi che non conosce gli enfia strani, ecco, magari se te vuol ne spiegava anche insomma di come che gli fai, di come che si usa adesso questo che tasti. Questo l'endiuto, è uno strumento a corde, e le corde le binate a doi e le si chiama cori o ordini, e è tipico il cavaliere o il talindrio. Adesso, non so, per fare un esempio di che fa nel Medioevo, potrei parlare di un trovatore che è da sé interessante, perché il Dorea non solo che la lingua doc, ma il Dorea anche a parole belumacce, ciadorine, agordine e anche aladine. Mi, per una sua poesia, hai fatto una musica, secondo gli stilemi di allora, e adesso non so, ve ne fai scottare un tocco. Così senti anche proprio il suono anche particolare. Tutto il servir per tel son fai desconza, chi serfa amor con quel chi in preda sapega, più sottilmente quel che venda donza, inganna il match, infin tanto che il trapega, e il son calur, car blu che viva bronza, con l'on più sente da des in sura pega. Tutt'altro i fai te plaisir li parnuglia, con vendedre fasai sì con chi truglia. Chi leu del pes pren serb che il po per coder, a mi parva
chi cred d'amor, zoi scoder. Questo è un esempio. Non so, adesso potrei fare un altro esempio di una musica che hai fatto su una leggenda locale, tipo una ciantia. Che veramente è una roba sempre con più, esatto. Ciastel del fa San Segner de speranza fia male non riespi a vari la bregoste na sol podaria la salva zon su un fedaia il sol coi sorai te svardarà. Bianc de stelle ros de nambiei alba aurora vente meseies vive tra lucenta i rai della lum chiama dal bolina per gran lusor al bolina ades no sta picciante la luma los outres la sabrile ora mei. Veramente complimenti, perché anche te sone si crea un'atmosfera che veramente la merita da essere ammirata e apprezzata. Qua vede adesso intanto che cambiare strumento, che sta lì in arpa. Sì. E per che tipo di musica di son la soneto? Beh, starpa qua per la musica medievale di trovatori va bene, e adesso per esempio la suona poiada son de noge, perché nell'alto medioevo si usava così. E adesso vi fai sentire una canzone che è fatta un'altra ciantia in modo medievale che in modo dorico. Sento subito. Canto una antichi storia de crudelte, pulcherrima con Turina in piera tramude. Ria Marigna et filiela invidie, principes et cavalier con Turina solvarde. Noctente la val zoven soldari man enta luce enta crepadura na ciantada trista al dì. Questo strumento qua è uno strumento che de segur i sonea a selva Zacan. E me l'ha dita una signora qua de selva e la manca dit che la ciamea gironda. È uno strumento a corde, anche questo, le corde le sfregate da una ruota e suonate con tasti. È uno strumento un po' complicato che tocca da dire tanto. Tanti strumenti di chi che sono mi o del mio gruppo Cordubium io faccio con i legni nostragne, per esempio con legni della Val de Postena che la Iania Ivalif non la gruppo e sono polito e lei praticamente in legno di risonanza. Noi ti ringraziamo tanto per tutte le robe che ti hanno detto, spero che ti abbia ancora in qualche altra occasione e ti auguro una buona fortuna per i tuoi studi e per le tue ricerche. Grazie. Grazie e a Sarevede.